È per me un onore speciale e una gioia profonda esprimere le mie più sincere congratulazioni al mio amato fratello Papa Francesco in occasione del 10° anniversario della sua elezione a primo vescovo della nostra Chiesa sorella di Roma. In questi 10 anni la nostra amicizia e la nostra collaborazione, specialmente nel ministero di portare conforto e pace a tutto il popolo di Dio e nel mandato di promuovere la cura e la guarigione per tutta la creazione di Dio, ci hanno avvicinato nella nostra comune convinzione e nell'impegno di vedere il volto e accogliere la presenza di nostro Signore Gesù Cristo negli ultimi dei nostri fratelli e sorelle sofferenti. Caro fratello Francesco, apprezziamo le priorità della tua leadership, applaudiamo la prudenza delle tue azioni e ammiriamo i progressi del tuo mandato. Personalmente non vedo l'ora di condividere i prossimi passi del tuo cammino benedetto, mentre ci avviciniamo alla commemorazione storica e alla celebrazione straordinaria del primo concilio ecumenico di Nicea, dove furono formulati i principali articoli del nostro credo cristiano. Ad multos annos, mio caro amico. Chronia Polak.